Momento politico difficile, quello dei 5 Stelle, che vede in atto uno scontro tra Grillo, fondatore del movimento, e Conte, ex capo del governo, nominato proprio dal partito di Di Maio. Contendersi la leadership in una sfida che al momento sembra volere spaccare il partito in due, ma i vertici del movimento stellato lavorano all'intesa. Intanto i sondaggi recentemente pubblicati danno Giancarlo Cancelleri con un'alta percentuale di consenso in Sicilia, circa un suo probabile gradimento dei siciliani a una ricandidatura alla guida della regione Sicilia. Non è il momento di decidere chi deve guidare la coalizione, ma è il momento di decidere con chi dobbiamo fare la coalizione. Quindi è una domanda che in questo momento, come dire, non mi interessa il rimando al mittente. Ci sono tantissime persone che potrebbero rappresentare una coalizione, che però dobbiamo decidere quanto larga deve essere. Sicuramente l'asse fra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico in questo momento si sta sempre di più portando avanti e cementando, però è chiaro che noi vogliamo aprire una forza moderata di centro che in Sicilia purtroppo non viene mai rappresentata, se non in maniera elettorale e a spot. A principi, a valori, a persone che invece possono ricoprire non solo i ruoli, ma possono anche rappresentarne la società civile, che in qualche modo può dare le migliori energie. È arrivato il momento di includerla all'interno di un ragionamento. Quando avremo capito chi è il perimetro e quindi chi siederà, ecco, a quell'ipotetico tavolo in cui dovremo decidere le regole per scegliere il candidato alla presidenza, allora poi sceglieremo chi. Oggi mi sembra veramente prematuro. Ministro, questo strappo fra Grillo e Conte, ecco, lei dove sta e come auspica il futuro? Ci sarà un 5 Stelle 2 o si andrà a una unificazione con Di Maio magari e Conte? Ma io sono uno di quelli che fino alla fine spera che Conte e Grillo si riparlino e in maniera serena ritrovino la via maestra, che è quella di un movimento che ovviamente ha bisogno di maturare, ha bisogno di cambiare, come tanti cambiamenti e tante maturazioni abbiamo fatto, ma adesso è l'ultimo punto sul quale dobbiamo spingere. Io credo che Conte abbia finalmente incarnato una visione ecco, autentica, nuova, vincente anche per il movimento, e che chiaro dobbiamo portarla ancora avanti. Pensare di poter rinunciare a lui per me non solo è impossibile, ma soprattutto sarebbe davvero un grande errore. È chiaro che Beppe è il fondatore. Allora cosa sto dicendo? Sto dicendo che entrambi non sono ovviamente né si possono mettere da parte né tantomeno possiamo rinunciare. Oggi capiremo di più e vedremo. Noi, ma io guardi, ho parlato tantissimo con i regionali, con i nazionali, con i sindaci, qua avete una rappresentanza delle 3 categorie. Sono tutti a favore di un grande Movimento 5 Stelle che finalmente si sganci da vecchie, diciamo, idee, da vecchie capisaldi che ha avuto nel passato, che per carità sono stati giusti e li rivendichiamo tutti, però i principi e i valori certamente non sono sindacabili, le regole invece si possono cambiare. A me mi è cara una frase che diceva sempre Churchill, che chi non è disposto mai a cambiare idea non è disposto mai a cambiare nulla, e noi siamo disposti a cambiare idea perché vogliamo evolverci e maturare, e credo che questa sia la migliore faccia che il Movimento può avere oggi e che secondo me Conte in questo momento sta rappresentando.